festa, se metta minigonna, su trucca e vera donna, posa una parte verità. Ma quando è bella, e te non venerdì, amici le mie savie, a canapa facile. Quando te ne cansa, quanti corteggiatori, però non va nessuno, può soltanto a ballare, e a festa va. A ballo, a ballo, vacchianello, è bello, che cosa fa vedere? E giro, in tarantello, tantate, suonate, facite da ballare. Vi ricordo che siete in ascolto di Radio Caserta Web. Vi auguriamo un felice ascolto dei nostri programmi. La scollatura scende sul fondo schiena e che per la casa vede la vita immagina, ma non si tocca, se può guardare soltanto o frate appressa non urna fa toccare a da ballare. A ballo, vacchianello, è bello, che cosa fa vedere? E giro, in tarantello, cantate, suonate, facile da ballare. Te vedi la passione di grande ballerina, o ballo dello vedere in tuo DNA. Non vola l'amore, ama il divertimento, eppure soltanto casa voglio sposare. A ballo, vacchianello, è bello, che cosa fa vedere? A ballo, vacchianello, è bello, che cosa fa vedere? A ballo, vacchianello, è bello, che cosa fa vedere? Benissimo, prendete postazione, maestro, non fa niente che... Allora, da casa giustamente dice, ma sta faccia mi pare che la conosco. Qualcuno non si può mai sapere, capito? Sì. Dice, ma sta faccia mi pare che la conosco. Facci tu hai fatto tu, se non io l'avevi fatto su. Sì, ti sapevo ciò. Sì, allora, voi sapete che io sono stato sempre in mezzo ai cantanti, no? Quindi da anni, da una vita. È il mio doppio lavoro, ma dico io a voi a casa, sta faccia qua scordatevela e come conoscevo. Stasera mi conoscete sotto a queste vesti, quindi come presentatore, imitatore, ci divertiamo. Voglio, casi è tuo sangue, siamo... Ah, e allora ci andiamo a vedere bene, ci andiamo a divertire, ci andiamo a pazziare, maestro, dici... Buonasera a tutti quelli CLA. Io sono felice stasera che questo programma ci viene presentato, condotto per bene, alla grande, da un grandissimo imitatore, grandissimo professionista, livello Rai, Fabio Romanelli. Eh sì, perché poi, datemi un microfono, mi ha rubato i minuti, avete capito? No, allora, sì, hai detto una cosa giusta Fabio Romanella a livello Rai, perché comunque io ho fatto all'epoca, stasera mi butto, ho fatto i provini, so uno, vabbè, lasciamo perdere questo. Allora, miei cari amici da casa, io questa sera presento questi bravissimi artisti che fanno parte della mia agenzia, perché ormai mi ha fatto Costine Ferrante che dice belle e buone, Re di Napoli, ciao Cleo, questo e quell'altro. Allora, nasce Re di Napoli come struttura, come agenzia, creato dal sottoscritto qua. Quindi questi sono gli artisti che fanno parte della mia agenzia, quindi praticamente sono loro, questo pacchetto che ho creato e che porterò avanti per tutta la Campania. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, signor Che Mimmo. bella trasmissione questa. Mimmo. No, Nicola, te la voce con bambini. Nicola, dimmi tutto, che è successo? Sta a posto, Cleo? Tutto a posto, Nicola, ti piace questa trasmissione? Sì, è sempre bello. Io ho telefonato perché
ho tutti quanti nel mio cuore, anche nonostante che non sono venuto con i ragazzi. Ti ringrazio, non mancherà modo, Nico, a disposizione. Un saluto a Maestro Cennamo, Ciao Sì. Nicola, possiamo un rispondere a saluto Nicola a alla tutti voi. bombola? A Gino Nappi, grande Gino Nappi. Allora, Alla bombola. Nicola, Dimmi, allora ti ringrazio della tua squisitezza, della tua telefonata. un bacio ad Alfio, che è sempre Seguici, grande. seguici perché ci sono delle Un novità bacio a man mano. Christian. Va bene? Allora, grazie Nico, ti abbraccio. E Vuoi- un bacio anche ad Agostino Ferrante, sempre bravo. Va benissimo, grazie, grazie. Allora, da casa volevo dirvi, prima di iniziare a far cantare gli artisti, volevo dire giustamente il prezzo perché è importante. Allora, chi sa da sposare, i soldi non ci stanno, hanno speso tutti quanti per la mobilia, la veste sposa, che ci vuole soldi che la palla. Allora, per i cantanti resta sempre o poco, capite come funziona? Allora, che succede? Guardate che vi do, guardate a casa, sposa, che vi do. Gino Nappi canta Merola, o Maestro Cennamo, chi è che non conosce? Agostino Ferrante, Alfio B, Cristiano Ercolà e un piano bar, tutte cose a 1.000 euro. Buttiamo fuori, chi ha da sposare, poi chiamare, già pigliamo contatto subito. Ripeto, piano bar, Gino Nappi, Maestro Cennamo, Agostino Ferrante, Alfio B e Cristiano Ercolà. E di più ci sarà l'imitatore Fabio Romanello, perché oggi ho cambiato nome d'arte, Fabio Romanello, imitatore, tutte cose 1.000 euro, perciò ridubbi. Signori, allora, il primo artista che vado a presentare è Gino Nappi. Gino, diamo il microfono. Gino, allora, vogliamo ricordare il tuo, il tuo progetto nel futuro? Cosa stai preparando? Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Niente, io sto progettando un lavoro discografico, recentemente sta uscendo, tutto il successo del grande Mario Merola, a cui mando un bacione forte forte a tutta la famiglia Merola. Allora, i pezzi che ci fai ascoltare, perché tra una canzone e un'altra prendiamo qualche telefono. Allora, io il pezzo che vi farò ascoltare è un pezzo ricordando così il grande maestro Mario Merola, Facitela suonà, per tutti voi. Sì, a rapire il re che ha sentito buono, però, Il microfono a me, diamo il microfono per cantare. Come una criaturella abbandonata, una palasia dormuta sotto le stelle, facile dormire non nasce data, facile dormire non nasce data. Ormana pala mia, fatto più bello sonno, scesa da solo quando torna felicità, mentre cade soffia, tu sana sti ferite, o bene più carnale. Nonna, nonna, cantano le sirene, e Napoli fa quasi un sorriso, facile suonare non nasce nada, facile suonare non nasce nada.
sto più bello sonno, scendo da solo quando torna felicità, mentre cade soffia, te sana sti ferite, o bene più carnale ci sta. Dorma Napoli mia, però se una mattina si volava dinda all'aria e te non di mandolino, tanto te poscia da Napoli mia, Napoli bello mio. Allora, come dicevo, un noto personaggio, alla faccia dei bicapelli di sodio. Ma c'è voluto pure Prego. il bombolo qua. Bombolo viene dopo, Dopo direttamente. Dopo viene Bombolo perché viene un personaggio per volta, quindi... Pronto? Pronto? Senta, per cortesia, è possibile sentire la canzone a Sarti e Biancheria? Guardate, si mo diceva un'ora fa, io la telefonavo e la facevo venire, ma gli da fare culato. Non possiamo, vi dedico una canzone a mio piacere perché non possiamo fare richieste. Va bene allora. La prossima da Gino Nappi è per voi. Qual è la prossima, Gino? La prossima è un treno rosolo. O treno Rosole. Va bene. Da dove chiamate voi? Della provincia di Benevento. Ah, quindi o solo ci sta a Benevento o no? Sì. Stasera c'era, domani ci sta ancora meglio. Ah, precisamente qual è il paese? Telese. A Telese. Ah, bello, e Telese alla fine del mondo là. Da Maria Figa deve essere vicino. Vicino poi. C'è pure che la regista Santa Maria. Telese Maestro, Telese Santa Maria Figa, capite quanti chilometri sono? Ma a strada di Montavalle sono Allora abbiamo avuto la Coppa di Montavalle. Sì, scusa. Allora, dicevi? Ho detto che da Santa Maria Vico, dove sta l'agenzia lì di Napoli, per andare a Teresa è vicino. Vicini, sono più 30 km. Ci vuole tempo allora per arrivare. No. Ci perdiamo paviano. Allora, Gino, prossimo pezzo che ci fai ascoltare? Allora, il prossimo pezzo è O treno rosolo. O Per treno tutti gli emigranti che stanno tutti gli all'estero. Allora, o treno da solo lo andiamo a dedicare anche per il signore che ci chiamava da Telese. Un abbraccio a tutta Telese, provincia di Benevento, va bene? Una valigia, un biglietto e vai a cercare fortuna nella città mentre piange questo cuore o treno corre non ha pietà o treno corre non ha pietà questo treno a dove ma pare già lo sei sto lontana mamma